L'articolo 650 si applica secondo alcuni requisiti che sono molto chiari. Prima di tutto la persona che ha fatto la violazione deve essere determinata, quindi non può essere un'ordinanza generica nei confronti di una generalità di persone, ma deve essere nei confronti di una persona singola, deve essere. Poi c'è un principio che è alla base del nostro ordinamento, che è quello di specialità, un altro requisito. Quel tipo di condotta non deve essere sanzionato diversamente, o ancor meglio, non deve essere considerato dall'ordinamento civile, penale, amministrativo come un'attività di tipo libero. Ripeto, noi abbiamo dal 2011, finalmente il legislatore ha scritto una cosa che sembra ovvia e illogica, ma non lo è, cioè che tutte, soprattutto in materia di attività economiche, tutte le attività che non sono vietate o non sono sottoposte a licenza o a SCIA sono libere. Quindi il principio classico della liberalizzazione dell'attività. Quindi l'articolo 650 ha dei requisiti precisi, quindi vedete ad esempio l'inosservanza dell'ordinanza sindacale per la quale per ragioni igienico-sanitarie sia stato fatto divieto di scaricare liquami in quanto c'è una norma che già prevede una sanzione amministrativa per quella violazione, per il principio di specialità si applica la sanzione amministrativa e non quella penale. Potete trovare un bellissimo commento, e poi magari passo attraverso il sito una bibliografia, in un'ottima rivista che si chiama Diritto Penale Contemporaneo, una rivista libera, insomma, che diventerà particolarmente famosa da domani, in quanto il suo direttore Francesco Viganò, che è un giovane e molto bravo penalista milanese, giurerà domani come giudice costituzionale. Quindi questa cosa ci fa molto piacere, perché è un attento, analizza con grande attenzione l'illecito amministrativo, i rapporti fra la legislazione ordinaria e quella europea, e soprattutto è stato un fustigatore dell'ultimo orientamento della Corte Costituzionale proprio sulla materia dell'illecito amministrativo e sull'applicazione degli enti criteri. Ecco, trovate sul diritto penale contemporaneo la giusta e la corretta applicazione dell'articolo 650 secondo quei criteri di gerarchia delle fonti, di specialità che prima dicevamo. Queste cose che vi dico, prese dagli esempi perché non abbiamo ancora giurisprudenza sul recente decreto Minniti, si applicano anche al decreto Minniti attuale, vigente. Quindi attenzione nel prevedere sanzioni di questo tipo, perché se la condotta, la fattispecie, è già considerata libera perché magari depenalizzata, non soggetta ad alcuna sanzione dall'ordinamento, non è possibile poi che il giudice applichi la sanzione prevista dall'articolo 650. Così come per il principio di specialità, se vi è già una sanzione tipica, previsto, faccio l'esempio dell'inquinamento acustico, tranne i casi in cui invece vi è una fattispecie di reato, c'è il superamento dell'inte differenziale per un ristorante, un pub, una discoteca, in quel caso il testo unico in materia di inquinamento acustico prevede che quella condotta sia già soggetta ad una sanzione che è di tipo amministrativo, quindi il mancato rispetto anche dell'ordinanza della diffida può essere sanzionato solamente dal punto di vista amministrativo. E questo ci riporta all'importanza di disciplinare anche un'ottica di anticorruzione, perché l'anticorruzione ci dice anche lì che i comportamenti devono essere prima predeterminati, cioè le condotte, anche lo stesso potere conformativo della pubblica amministrazione in un'ottica di anticorruzione proattiva, moderna, vanno determinati prima tutti quei comportamenti che la pubblica amministrazione richiede al privato. Quindi il fatto di scrivere in regolamenti o schede in un'ottica di anticorruzione quelli che sono i comportamenti corretti e anche il potere conformativo che la pubblica amministrazione può fare nei confronti dei cittadini su tutte le attività economiche è un'ottima azione proprio di anticorruzione attiva.